No, no. Ore 13, buongiorno, ben ritrovati in diretta, l'avevamo detto, anticipato, come sempre ogni giovedì insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande. Siamo più o meno alla fine dell'anno, ormai quindi è giusto tracciare un bilancio, prevedere che cosa accadrà l'anno prossimo, quindi ricordatevi 0422 1626 798 per chiamarci, fare le domande ai nostri ospiti. Cominciamo con le presentazioni. Ben trovato Giacomo Vendrame, segretario della CGIL a Treviso. Buongiorno. Buongiorno a Pierluigi Cacco, amministratore delegato della Servizi Treviso SRL. Buongiorno a voi. E il segretario della CGIL Pensionati Treviso, Paolino Barbiero. Buongiorno. Allora, qui intanto abbiamo gli ultimi inserti per quanto riguarda l'universo pensioni, ovviamente. Sì, perché c'è una novità? Sì. Su cosa? Dal 1° gennaio poco, ma le pensioni aumentano. Dopo 2 anni dove l'inflazione riscontrata è stata pari a zero e quindi senza nessun aumento, con la pensione di gennaio c'è l'aumento dell'1,1, ma attenzione, siccome nel 2015, ultimo anno in cui c'è stato l'aumento, c'è stata alla fine una verifica che ha determinato una somma maggiore erogata nelle pensioni di quell'anno, nei primi 2 mesi ci sarà il conguaglio di questo 0,1 in più dato. Noi stiamo predisponendo tutte le tabelle che saranno pronte la settimana prossima, quindi la settimana prossima, se siamo in trasmissione, le porteremo in anteprima e poi in base al livello di pensione che ognuno ha, siamo in grado di dire quale sarà il suo aumento, che è, come si dice, poco, maledetto è anche lordo perché poi si paga le tasse, ma dopo 2 anni insomma la pensione si muove un po' e si adegua. E poi su questo faremo tutta una riflessione, perché quelle poche cose che abbiamo chiesto noi nel confronto col governo prima che vada a casa ci hanno detto di no, e scopriamo che adesso per prendere i voti stanno promettendo mari e monti, e quindi bisogna fare anche un po', come si dice, di discussione sulle promesse, e bisogna chiedere, quando uno promette, dove trova i soldi, perché quando parlano di portare le pensioni a 1.000 euro ci vogliono 5 miliardi per coprire quella misura. Dovrebbero dire ai cittadini italiani intanto dove prendono i 5 miliardi, perché poi se magari li vanno a prendere non aumentando le pensioni di chi ha versato i contributi, alla fine, come si dice, c'è sempre qualcuno che deve rimetterci a scapito di altri. Quindi dobbiamo fare anche un'operazione di trasparenza e chiedere a chi si candida a governare che faccia le promesse, ma che le promesse siano anche supportate da conti, costi e coperture. Allora, 0422 1626 798, ve lo ricordo ancora una volta. Prima di Vendrame, qui chiederemo una cosa ancora sull'Ater, se ci sono novità, per l'allarme lanciato nelle settimane scorse anche attraverso le nostre telecamere. Cacco, 4 marzo 43, ricorda qualcosa? Lei suona la chitarra. Esatto. Non si va a votare, il 4 marzo si va a votare. Del 43? No, del 43. Non si votava, 2018. non si votava, era un periodo. No, esatto, non solo non si votava, ma ricordo che le donne non votavano. Esatto, tra l'altro. Quindi che anno sarà? Beh, è un anno, per quel che ci riguarda, è un anno, il 4º anno dopo la riforma, per quel che ci riguarda noi ovviamente, del sistema fiscale, l'abolizione di tutta una serie di questioni, la creazione del precompilato. Noi ci stiamo preparando e abbiamo diverse novità. La più grande è che partiremo con un sistema completamente nuovo, sia per quel che riguarda i telefoni, perché abbiamo un problema, abbiamo tantissime telefonate di gente che ci chiede appuntamenti, quindi partiremo con un sistema, creeremo un centralino, un sistema telefonico nostro molto importante, quindi spero che questa cosa funzioni. La seconda cosa, se posso, è riferita invece a tutto un nuovo sistema di consulenza. Cioè noi seguiremo i nostri clienti, i nostri utenti, in particolare gli iscritti alla CGIL, saranno assistiti su tutti i loro interessi in riferimento proprio alla consulenza. Mettiamo in moto un sistema di consulenza a pagamento ovviamente, ma con cifre irrisorie, poco per gli iscritti, pagheranno i non iscritti, ma seguiremo il nostro utente in tutte le sue convenienze. Cioè un consulente? Certo.
Per la burocrazia per fare il possibile. No, nel senso, per capire, cioè, sì, ma pensa che può aiutare a risolvere tanti nodi. Certo, pensa a te, avessi pensato... Ma anche per un imprenditore magari, no, in quel caso. L'imprenditore, ma se vuole, siamo qua. Però insomma, adesso, ovviamente noi ci rivolgiamo ai lavoratori e ai pensionati in particolare, ma ci rivolgiamo a tutti quelli che devono fare 7:30 o che devono fare l'unico. Ma pensa a te, ti ricordi la tua vicenda? Tu ci avessi conosciuto prima, non avresti dovuto pagare quelle cifre, l'hai rimossa. Però se tu venivi da noi pagando la cifra, mi avrebbero truffato, non ti avrebbero truffato. Noi costruiremo a te, come a chiunque si rivolga a noi, la sua convenienza fiscale. Cioè uno deve sapere, devo fare il 7:30, cosa mi conviene fare? Ho comprato la casa, ho fatto un mutuo, ho tutte le cose. Noi lo assistiamo sotto questo punto di vista. Quindi tutto, prima di fare il 7:30, dopo aver fatto il 7:30, ma anche sulle successioni, su tutte le reste. Allora, prima di Giacomo Vendrame, sentiamo una telefonata da casa, pronto? Buongiorno, signora Marino, sì. Lei è una persona stupenda, la ringrazio, faccio tanti auguri a lei e a tutti i suoi colleghi. Anche a lei, signora in famiglia, forza! Sono da Verona, mi chiamo Ida da Verona, mi piace un sacco, lei è stupendo. Grazie, grazie. Grazie signora. Per le sue trasmissioni, salve. Grazie signora. Una cesta grande così ovviamente a Natale. Grazie signora, facciamo una cesta enorme così a casa. Grazie, buongiorno, auguri. Allora, dato qualche soddisfazione sul lavoro. Esatto, almeno. Allora, Giacomo Vendrame, nei giorni scorsi abbiamo lanciato questo problema legato ovviamente all'ATER, l'ISEE di sperimentazione, ovviamente adesso lei ci racconterà meglio. Ci sono novità? La Regione ha battuto un colpo su questo purtroppo fronte? È stata una vicenda veramente incredibile, perché la Regione ha cambiato idea 3 volte, ma è partita male, non è che ha concluso molto meglio, nel senso che poi la questione è questa: ha chiesto l'ISEE per fini statistici, per fare una valutazione, questo lo aggiungiamo noi, rispetto al futuro, in modo da calibrare bene, ma questo non lo sappiamo, è una nostra considerazione, quanto far pagare gli inquilini dell'ATER. Però a fini statistici. Qual è il problema? Che ha comunicato a tutti gli inquilini che dovevano fare l'ISEE in 15 giorni, adesso semplifico. Chiaramente fare l'ISEE ci vuole tempo, questo tra l'altro carica chiaramente il CAF, per fare un ISEE ci vogliono 30-40 minuti per una persona, se va bene, quindi le persone si sono spaventate, perché nella lettera iniziale c'era scritto che era un termine perentorio, hanno detto Dio devo farlo, poi noi siamo intervenuti dicendo no, guardate, dovete chiarire, hanno detto no, non serve più, non è perentorio farlo, perché ci serve a fini statistici, ma dovete farlo comunque. Sì. Seconda comunicazione. Ora, terza comunicazione, si sono resi conto che hanno prorogato la scadenza al 15 gennaio, ma il 15 gennaio, tra l'altro a gennaio tu non puoi fare ISEE 2017, devi fare quello nuovo, quindi un pataracchio. Quando dico io bastava aspettare, fare tutto nel 2018, mettersi d'accordo con le strutture che fanno l'ISEE per organizzare un lavoro congiunto in modo che le persone, anche a fini statistici, fanno l'ISEE. La Regione fa le sue valutazioni, perché noi non siamo contrari a una valutazione che aiuta l'equità all'interno dell'ATER. A quel punto però, con l'ISEE già fatto, automaticamente applichi le nuove condizioni sull'ISEE che hanno appena consegnato. Queste persone non sapevano che dovevano fare, che devono fare adesso? No, queste persone non devono fare niente dal nostro punto di vista. Adesso non possono più fare niente. Anche perché non possono più fare niente. Anche perché dal 1° gennaio non si può più fare l'inserimento dell'ISEE con i dati del 2017, perché proprio il sistema informatico... Sì, tra l'altro erano non preoccupate l'ipotesi che potessero perdere la casa, no? Questo certo, ma perché noi ci siamo messi nei panni delle persone già in disagio e tutto, che si vedono una lettera della Regione Veneto e giustamente, perché è sempre da ricordare, queste persone volevano essere in regola. E chiaramente si sono rivolte a noi. Considerate che solo a Treviso sono 6.000 inquilini, se non sbaglio, sì. E i potenziali che non avevano ancora fatto l'ISEE, perché alcuni l'hanno già fatto, erano sui circa 4.000. Cioè 4.000 persone in 15 giorni, ma no il CAF della CGIL, ma se mettiamo assieme tutto il sistema non riesce a dare risposta. Sì, abbiamo fatto i conti una volta, ci vuole un tot di tempo, chiaramente per farlo, cos'è, mezz'ora almeno a testa? Sì, cioè voglio dire... ci vogliono 2 anni? Quindi c'è un aspetto pratico che la Regione Veneto non può non considerare. Cioè, sì, mezz'ora a testa è il tempo minimo per strutturare la pratica con la persona, perché poi c'è tutto un lavoro che si fa di retro bottega, dove non c'è l'utente nel collegamento con le banche piuttosto che col Ministero. Con il rischio che uno doveva fare l'ISEE il 15 di dicembre e poi la stessa Regione le lo chiede dal 16 gennaio, quindi nell'arco di 2 mesi doverlo fare 2 volte. Non ha senso, cioè doveva essere organizzata meglio, punto, cioè, questo è il punto.
Allora, vi ricordo 0422 1626 798, ci fermiamo già, così mandiamo la prima pubblicità, visto che sono le 16 quasi 17, e poi ricominciamo ovviamente con tutti i temi di quest'anno per trarre un bilancio e prevedere che cosa accade, anche perché Cacco non mi ha risposto il 4 marzo, al di là di Lucio Dalla. No, vabbè, quello se vuole... Non c'è la chitarra. Non c'è la chitarra qua. La prossima volta, tra poco. Torniamo in diretta insieme alla CGIL 0422 1626 798, ricordatevelo dunque per intervenire. Giacomo Vendrame, dunque in queste ore poi la discussione ovviamente si sa, passaggio dalla Commissione Bilancio al Parlamento per la legge di stabilità, cose buone? Bonus bebè? Beh, purtroppo l'impianto lo conoscevamo già, nel senso che noi speravamo che qualcosa non solo per chi voleva andare in pensione ci fosse, invece questa cosa non è avvenuta. In particolare avevamo anche proposto, e questo secondo me personalmente è il maggior rammarico, una discussione per quanto riguarda la pensione dei più giovani, cosa che tra l'altro non costava nulla in legge. Cosa vuol dire la pensione dei più giovani? Nel senso che noi è da un po' di tempo che ragioniamo di una cosiddetta pensione di garanzia, nel senso che chi ha il contributivo al 100%, avendo spesso anche purtroppo una vita di lavoro precario, rischia di essere molto penalizzato nel momento in cui va in pensione. Allora, ragionare di un meccanismo che dia una sorta di copertura a questi soggetti, una sorta di paracadute, permetterebbe di fare in modo che queste persone almeno abbiano un minimo di certezza rispetto soprattutto a quando vanno in pensione e che tipo di indennità riceveranno. Altrimenti il rischio è che scatti quel meccanismo che noi come sindacalisti spesso registriamo dei più giovani, vabbè, ma perché devo pagare i contributi se in pensione non ci andrò mai? Il punto vero è che ci andranno, il punto vero è dipende quando e a che condizioni. Cioè, noi volevamo aprire una discussione di questo tipo. Barbiero, non sono arrivate risposte su molte cose? No, non sono arrivate risposte, neppure quelle che non avevano dei costi immediati, ma li avrebbero generati in futuro. E non sono arrivate risposte neanche nell'immediato, nel senso che una delle preoccupazioni maggiori che abbiamo è questo meccanismo infernale di crescita dell'età per andare in pensione o dei contributi da versare. Da qui al 2030, se non si frena questo meccanismo infernale, bisogna versare i contributi per 45 anni se vuoi andare svincolato da un'età, oppure devi arrivare a 70 anni, con situazioni, proprio stamattina eravamo all'Inps, dove si segnalano sempre più persone che arrivano a 60 anni e non hanno né pensione né lavoro, e quindi o, come si dice, diventano un peso per la famiglia, o in alcuni casi cercano la scappatoia attraverso forme di pensioni, di invalidità, inabilità e tutto quello che ci va dietro, quindi interventi di carattere sociale e assistenziale. Quindi, e tra l'altro questo meccanismo per chi resta senza lavoro, per chi lavora e tira avanti diventa anche un tappo per l'inserimento dei giovani da questo punto di vista. Quindi noi pensiamo che la proposta che la CGIL ha avanzato da tempo, cioè si introduca un elemento di uscita flessibile che parte dai 62 anni e arrivi fino ai 70, facendo sì che poi sia la persona che scelga, ma anche quella che non può scegliere, se a 62 anni è a casa, è disoccupato, almeno ha la pensione, ce l'avrà più bassa di quella che ha la possibilità di lavorare fino a 70. Anche perché poi l'elemento di flessibilità risponde maggiormente a quel criterio che è collegato al tipo di lavoro, cioè quanto pesante e usurante è un lavoro, perché molto probabilmente per uno che fa un lavoro che è meno usurante di altri, arrivare a 70 anni è più facile rispetto a quello che lo fa invece gravoso, considerando che poi, se andiamo a guardare anche il dato statistico, quelli che fanno i lavori gravosi sono quelli che studiano meno e sono entrati prima nel mercato lavoro, perché sono entrati prima dei 20 anni, quindi magari lavorano nelle linee di montaggio piuttosto che in attività professionalmente più semplici. Non è sempre così, ma come si dice, gli indicatori maggiori fanno questa rappresentazione. Poi c'è l'altro dato che noi abbiamo visto, che le pensioni, non quelle
frutto, come si dice, di integrazioni al minimo e quindi anche a copertura di contributi non versati, ma le pensioni che hanno sulle spalle 40 anni e passa di contributi, perché ormai la soglia di 40 anni è già stata superata da una decina d'anni, alla fine sono quelle che ci rimettono di più, perché hanno subito il blocco, perché hanno una rivalutazione che non è più al 100%, e questo non è giusto, e anche qui dobbiamo stare attenti, perché poi quando ragionano di pensione parlano sempre di quelle alte, ma se prendiamo una pensione di 3.000 euro lorde, se vai a toglierci il 40% di tasse scendi sotto i 2.000, e sono persone che magari hanno il quarto, il quinto livello in un'impresa metalmeccanica, nella loro vita hanno fatto anche straordinario e quindi hanno versato dei contributi che non solo garantiscono la loro pensione, ma con quei contributi si riesce a coprire anche le pensioni minime integrate di chi non ha versato i contributi, quindi oltre a fare solidarietà verso il basso rischiano di farla anche adesso perché la loro pensione non viene rivalutata. Allora, l'altro elemento, se volevo dire di novità, poca roba, ma sembra sia stato approvato l'emendamento, quindi dobbiamo attendere la firma del Presidente della Repubblica prima della fine dell'anno, che le pensioni vengano pagate il primo giorno dell'anno, perché sai che c'era sempre questo meccanismo che la pagavano il primo, poi l'hanno portata il 2 e il 3, sembrava che volessero portarlo più avanti ancora, ma perché a gennaio poi in particolar modo arriva sempre in ritardo. Sì, ma adesso no? è passato un emendamento che, fatto salvo che sia di domenica, viene pagato al primo, poi alla fine non è che è giusto così, però alla fine quando c'è quella data lascia, tanto non cambia niente per nessuno, perché poi se è sempre il primo, quelli sono i giorni che intercorrono tra il primo e il primo. Gli uffici delle banche chiuse, no? No, diciamo che il problema è adesso è quello dell'Inps, perché l'Inps deve ricambiare i programmi in poco tempo per pagare l'uno, quindi può darsi che a gennaio questa cosa qua non sia proprio così, ma diciamo con tutti quei problemi che ha il legislatore, con la montagna di debiti che c'è da pagare, credo che il problema non sia quello di pagare 2 giorni dopo o 2 giorni prima la pensione. Cambia per il pensionato, certo. Gliela pagano il primo del mese, poi tanto sempre quello è il ciclo, e sempre quelli sono i soldi che deve percepire nell'arco dell'anno. Quindi... Allora Cacco, non abbiamo detto, quindi l'anno prossimo si torna a votare, l'anno prossimo? Allora? Tra poco. Insomma, dopo 5 anni... dopo quello che è successo. Mi dispiace, secondo me si poteva votare più in là, no? C'è un sacco di cose da fare, non ci credo, un sacco di cose da fare. Finalmente voglio dire, no? Almeno nel senso che torniamo a capire che cosa vogliamo di questo paese, sono proposte serie, non serie, dice Barbiero. No, certo che guarda, io posso dirti una cosa senza fare propaganda, che ho visto leggi sui diritti civili che non avevo mai pensato in Italia si potessero fare in così breve tempo, compresa l'ultima. Biotestamento. Siccome con l'età guardo le cose grandi e non quelle piccole, sbagliando probabilmente, ma le cose piccole, vedo le baruffe di adesso, ognuno dice che farà meglio, che fa delle invece è una cosa grande. Pensa che perfino il centrodestra, stamattina sentivo quello piccolo del centrodestra, nostro paesano, l'economista, che diceva delle cose orribili. Ecco, c'è un economista che dice determinate, e sento che tra di loro sono tutti là, perché devono prendere voti, non risolvere i problemi. Questi devono prendere voti e non risolvere i problemi. Io penso che questo governo abbia fatto bene tutta una serie di cose, penso che si possa sempre migliorare e sono preoccupato. Paolo parlava prima delle pensioni, quando questi dei 5 Stelle, si può parlare di queste robe, quando questi dei 5 Stelle sostengono che si devono tagliare le pensioni, cos'erano 2.500 euro? Sì, poi sai cosa vuol dire? 5.000 netti poi, però aveva detto così. Sì, dopo, questi non hanno nemmeno fatto i conti, non hanno capito che tagliare... hanno fatto i conti, dopo hanno cambiato, perché per incassare i soldi che avevano messo nei conti dovevano tagliarli a partire dal 2005. Quando hanno capito che per avere le coperture, no? Quando hanno capito che invece di prendere voti li perdevano, allora hanno cambiato, ma in questo caso non ci sono più le coperture. Quindi, mi spiace che il problema è che non chi racconta le bugie, chi ci crede. Si è peso ancora? Appunto. Molto peso, Certo. molto peso. Quindi dico, cosa vuoi che ti dica sulla politica? Io penso che insomma sto paese dovrebbe aiutarsi a farsi governare. Detto questo, vedremo cosa succede. Se vuoi tornare alla canzone invece, 4 marzo 43, la signora te l'ha cantata prima. Ah sì? Sì. Non me ne sono mai ha detto, dice che era un bell'uomo veniva dal mare. Ha detto che sei un bell'uomo, vieni dal mare. È vero, tra l'altro. Quindi che c'entro io? No, non sul bello, cioè nel senso che vengo dal mare. Invece c'è dico un'altra cosa, poi ovviamente noi stiamo mettendo su
come CAF CGIL, in cui io insisto a tutti, sappiate che se venite a fare le vostre pratiche al CAF CGIL potremo avere dei problemi, ma siete sicuri e garantiti. Questa è la cosa fondamentale. L'altra cosa, stiamo mettendo in piedi assieme alla CGIL e allo SPI e a tutta la CGIL ovviamente un nuovo servizio importantissimo. Ora, siccome Paolo oltre parla... alla consulenza di prima che dicevamo la consulenza, che sarà una cosa straordinaria, che ci vorrà un po' del tempo a renderla, voglio dire, metterla, come dici i sindacalisti, a regime, ma stiamo ormai lavorando, ma c'è una cosa, Paolo prima si parlava del disagio dell'anziano, del disagio delle famiglie, dei disagi delle famiglie che restano sole. Bene, noi, la CGIL per la prima volta a Treviso mette in piedi un servizio per l'amministratore di sostegno, cioè tutte quelle famiglie che hanno problemi con i loro cari, con i loro familiari, che non sono in grado di fargli l'amministratore, cioè che hanno bisogno dell'assistenza. Bene, noi gli faremo tutte le pratiche, partiremo, la prossima riunione sarà l'11 gennaio, avremo con noi anche un avvocato che quindi ci seguirà anche dal punto di vista legale, il tribunale, tutte queste. Quindi un iscritto alla CGIL con pochissimo dispendio si rivolge da noi e noi gli risolviamo tutti i problemi. Qui dobbiamo anche noi imparare, ci vorrà un po', ma mettiamo in piedi tutto il servizio dell'amministratore di sostegno. Per arrivare a che cosa? Per arrivare un giorno, quando saremo pronti con lo SPI, che se una famiglia non sa chi, se non ha la figlia, non ha il fratello, non ha il parente che può fare l'amministratore per quell'anziano che non è più autosufficiente, lo SPI potrebbe, uso il condizionale perché lo deciderà ovviamente lo SPI, ma potrebbe mettere a servizio di queste persone, di queste famiglie, dei pensionati che hanno questa caratteristica, che possono farlo, addirittura offrire anche l'amministratore stesso. Quindi noi ci stiamo occupando, come vedi, delle cose, delle persone ogni giorno. Pensionati che sanno, sono competenti, sì. No? Perché l'altro giorno abbiamo celebrato l'ultimo giorno di lavoro di una vostra collega, certo, no? Quindi, la Fiorella. Quindi lei giustamente è un patrimonio. Ha più anni di patronato in CGIL lei di quanti io in vita ne ho, nel senso è gente, voglio dire, che ha fatto la storia, che magari non è andata in televisione spesso, ma ha fatto la storia dell'organizzazione. Noi dobbiamo mettere insieme tutta la filiera, nel senso che quando c'è l'amministratore di sostegno deve interfacciarsi con il tribunale e quindi chiaramente ci vogliono i soggetti che professionalmente sono in grado di interfacciarsi con il tribunale, che vuol dire gli avvocati e il nostro ufficio vertenze. Poi ci sono delle pratiche burocratiche da adempiere, alcune dei quali anche di carattere fiscale, tutto quello che c'è dietro, la tenuta della contabilità, quindi c'è anche il CAF, quindi dobbiamo mettere insieme tutta la nostra filiera. Poi abbiamo già dei pensionati che per i loro familiari già da tempo fanno l'amministratore di sostegno. Allora, si tratta di capire se tra questi pensionati c'è chi dice, oltre al mio familiare, se ne ho altri 2 o 3 che posso dare una mano, chiaramente seguendo tutte le procedure, lo possiamo fare. Anche perché sta crescendo sempre di più questa esigenza, perché queste condizioni di non autosufficienza stanno toccando quei pensionati che non hanno più famiglie lunghe, cioè stanno finendo quei pensionati che avevano una famiglia di 4 o 5 figli e quindi tra i 4 o 5 magari qualcuno che si prendeva cura, e delle volte anche non facile, perché se poi c'era uno dei figli che faceva l'amministratore di sostegno magari c'erano sempre gli altri che erano preoccupati che facesse adesso qualcosa. Figlio unico magari adesso, figlio unico ancora no, non siamo, però insomma si è ridotto, insomma. Sentiamo la telefonata, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, sono Gabriella da Corvignano. Prego Gabriella, buongiorno. Volevo chiedere al barbiero un'informazione sulla pensione. Io sono in pensione da 10 anni, sono andata con 1100, quasi 1200 meno 2-3 euro, adesso sono a 1216 in 10 anni. 10 anni, quindi lei dice l'aumento è stato di 20 euro. Neanche 20 euro. Ecco, esatto. Questo intende dire. Sì. Avevo 39 anni, allora del 2008, 39 anni e 3 mesi, perché ho fatto un anno di mobilità. È lorda o netta? Ecco, dice Paolina Barbiero, chiede... Io parlo di netta. Netto in busta, ok. Lorda non so quant'era. Però lei dice, ho capito.
pensione aumento netto, insomma sono neanche 20 euro. 20 euro. Ha bisogno di qualche altro dettaglio, Barbiero? No, allora, aspetti Gabriella. allora le pensioni, solo quelle fino a 3 volte il minimo, quindi quelle che all'epoca erano a 1.400 euro però lordi, sono quelle che ci hanno rimesso meno nel tempo, perché hanno sempre avuto la rivalutazione al 100%. Quelle che invece hanno subito un rallentamento sono quelle sopra il 3. Sono quelle sopra 3 volte il minimo, sì. E lo hanno subito per effetto di 3 motivi. Il primo... È stata bloccata la rivalutazione. No, per ordine. Il primo è che non sono rivalutate al 100%. Cioè una pensione di 500 euro, se deve essere aumentata del 2%, viene aumentata del 2% su 500. Una persona una pensione invece di 1500 viene rivalutata al 90%, ok? Quindi si abbassa la percentuale di rivalutazione. La seconda è che queste pensioni sono state bloccate per 2 anni con la legge Monti e Fornero. La terza è che per il 2015 e 2016 non c'è stata inflazione e non essendoci stata inflazione non sono aumentate. Ma proprio qui guardavamo i dati, stamattina abbiamo fatto una riunione, una pensione minima, una pensione sotto 3 volte il minimo che nel 2000 era di 1.118.000, adesso questa pensione dopo 17 anni è di 1.500 e qualche centesimo. Quindi per effetto del meccanismo le pensioni basse sono quelle che hanno perso meno in potere d'acquisto, poi sono sempre basse. 1.118 euro. 1.118 sì, nel 2000. Nel 2000. Vabbè. Ok, e ora è diventata 1.500. Facciamo così. Possiamo andare? No? Pubblicità, Ok, spiegatemi il mestiere. che ne so, infatti, siccome c'è pubblicità, adesso vogliamo pubblicità, siccome volete intervenire, tra un minuto ripartiamo con Giacomo Vendrame e Pierluigi Cacco, tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, altro nodo fondamentale, insieme alla CGIL, e vi ricordo 0422162678, e non abbiamo affrontato la parte tasse del titolo. Ci sono buone proposte? Ancora. Vedi che vestito di grigio, le tasse portano al grigio. Per il oscuro, diciamo. No, ce ne sono anche io pantaloni grigi, dai. Allora aspetti, Cacco, sentiamo una telefonata, poi torniamo subito da lei, così ci pensa se è buona o cattiva la risposta. Telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno e saluto tutti, sono Luca di Verona, come state? Luca, bene, lei? Novità? No, nessuna, appunto ho visto gli ospiti, visto te come presentatore, il signore che non mi ricordo mai come si chiama, quello sulla tua sinistra. Allora, noi abbiamo quello vestito in grigio? No. Come? No, quello vestito in grigio o quello con la criniera? Paolino Barbiero. L'altro. Eccolo qua, questo. Lui è il cattivo, sì. Paolino Barbiero. L'altro. Ah no, l'altro, Giacomo Vendrame, quello che sembrava buono, zitto. Ecco, Giacomo Vendrame, segretario della CGIL in Treviso. Alla sua destra, allora sulla sinistra. Dal televisore a sinistra. A sinistra del televisore. Sì. Quindi Luca. Niente, volevo sapere appunto, visto che sapete la mia situazione, se ci sono novità per gennaio. Rei. Secondo me mi sa che... L'unica risposta è sempre quella, è Rei da gennaio. Vi ricordate, no? Luca, sia lui che sua moglie sono senza lavoro. Da quanto tempo ormai? 3 anni? Io ho finito di lavorare a dicembre 2014, sì. 3 anni proprio, adesso. Allora, l'unica cosa è Rei, che tra l'altro... Con la solita ISE di 012, 013, e come non aveva detto il signore, il vostro ospite, di parlare con questi enti sociali, spiriti fuori dal sindaco, niente, le ho trovate tutte, ma niente da fare. Ma Verona o Verona provincia? Provincia di Verona, a 5 minuti da Verona. Però adesso la cosa è chiara, deve fare l'ISEE. Esatto. Una volta che ha fatto l'ISEE, se è sotto la soglia stabilita, il comune ha l'obbligo di, come si dice, fare la domanda per avere la carta, ok, e inserirlo in un percorso di
l'inclusione lavorativa. Sì, ma perché l'inclusione lavorativa è questo un aspetto, e il REI che invece noi avevamo suggerito quindi al 1° gennaio. No, ma il REI è uno strumento complesso, ha tanti interventi. Allora, per accedere al REI bisogna fare l'ISEE, quindi la prima cosa che deve fare nel 2018 è fare l'ISEE. Sì, però bisogna vedere il suo comune, cioè il REI viene gestito dal comune. Certo. Se il comune non è in grado di farlo, fa una convenzione. No, gratuita come fanno qualcuno. No, ma no, sì, per l'ISEE. Sì. REI, sì. Sto parlando del REI. Allora, lui abbiamo già spiegato tutto l'altra volta con Graziano. Per lui è il comune che deve seguirlo. Punto. Dopodiché noi siamo solo strumenti. Dimmi. È sempre lo stesso. Sì, lo so. No. I comuni non hanno Luca, come si chiama? Luca, è sempre lo stesso. Luca, allora, devi fare una cosa molto semplice. Mi dai il numero di telefono, ti fisso un appuntamento a Verona perché questa storia deve finire. Si fa un ISEE, devi portare le documentazioni che ti chiedono. Se sei sotto la cifra di 6.000 euro, che può essere aumentata a seconda se hai figli disabili o meno, quindi c'è tutta una serie di scaletta complicata da vederti, scaletta che tra l'altro a giugno cambia di nuovo. Se sei sotto quella soglia, ti prendi un sindacalista di Verona e ti fai accompagnare in comune, perché come si dice ti devono dare i soldi e il percorso di inserimento. Se invece hai più di 6.000 euro ti devi alzare con quelli. Se no, guarda Luca, se no ci giriamo attorno. No, la soluzione la troviamo, a parte mi dispiace perché poi tu dici sempre appunto che anche questo comune non ti dà una mano. Sono andato in comune. Esatto. Sono andato in comune per chiedere, sono andato in comune per chiedere un aiuto per delle bollette. E naturalmente dipende sempre di l'ISEE di 0,15, ma ho detto c'è gente che sta peggio di te. Cioè, non mi sembra perché però quello che diceva Paolino è vero, c'è un criterio di accesso rispetto a uno strumento di legge. Se il criterio di accesso è rispettato, tu hai diritto al REI e non ci sono santi né madonne. Il comune deve dare risposta, bisogna capire, ma questo è un problema del comune, se il comune è in grado di procedere rispetto al REI stesso, perché so da questo punto di vista che sono in grave disagio e ritardo. Mancando anche le disposizioni operative ci sono comuni in difficoltà, però voglio dire il comune deve comunque farsi carico del caso. Ma il comune, ad esempio noi abbiamo dei comuni che si rivolgono a noi perché noi non ce la fanno, perché i comuni non ce la fanno. No, ma anche perché noi conosciamo di più la materia, mettiamola così, gli diamo una mano. Però ha ragione Paolo. Tra l'altro cambia una norma fondamentale. Il problema di disagio di Luca nel 2017, se l'intervento è previsto, lo doveva sostenere il comune. Se nel 2018 l'intervento è previsto dal REI, quindi è dentro le soglie stabilite di accesso, il comune non deve tirare fuori i soldi, perché i soldi li mette lo Stato italiano. Il comune deve fare la procedura per fargli avere i soldi e per fare un piano di inserimento lavorativo. Ma è vero che si può già chiedere? Cioè, si può già muovere, no, per il REI? Si sono già mossi, noi abbiamo comuni che li abbiamo sentiti, c'è molta gente che va, stanno come si dice raccogliendo tutte le pratiche ed è chiaro che anche i comuni non sono preparati ad affrontare questa cosa. Allora Luca, quindi ci vorrà 2 o 3 mesi perché la macchina ingrana. Noi avevamo già segnato credo il numero di Luca. Italo, te lo sei segnato per caso? Riusciamo? Che così grazie mille. Allora io adesso so che dopo le feste, dopo la Befana vado a farmi l'ISEE, giusto? Vado a farmi l'ISEE nuovo. ISEE. Mi raccomando. Vado a farmi l'ISEE nuovo. Ho già parlato con la persona che mi fa l'ISEE e mi ha detto guarda, non è che ti cambierà più di tanto, Dopodiché andrò in comune, se il comune mi dà picche. Ma che ISEE hai quest'anno? Ma Luca, aspetta. Ma sei ricco di case e ti arrivano i proventi degli affitti? Non credo, giusto? Che ISEE? Ecco. Allora, ti chiede Giacomo Vendrame, che ISEE hai fatto quest'anno? L'hai fatto, no? O sì? L'ISEE di quest'anno l'ho fatto, mi scade a gennaio 2018 ed è di 0,15. No, l'ISEE che hai fatto dell'anno precedente. Quello questo 2017. Lasciaci il numero che lo vediamo, perché non è 0,15. Allora facciamo così. Sei sotto o sopra i 6.000 euro all'anno, questa è la soglia. O 3,3, ci sono 2 soglie, è complicata. Gli mandiamo anche un volantino, stiamo preparando un volantino e dobbiamo vedere se è dentro quella casistica. Luca, facciamo così appunto, perché sennò poi ogni volta però la risposta è sempre quella. A Verona ci sono i sindacati e non è che non ci sono. Esatto, la risposta è sempre quella. REI intanto come soluzione, ISEE da fare subito appena inizia gennaio,
ma soprattutto diamo il numero a Paolino Barbiero che farà da tramite con un CGL di Verona. Dai. Allora, grazie Luca, intanto un abbraccio grande e auguri. Grazie, auguroni a voi, troppo tranquilli. Grazie, buona giornata, auguri. Ci fermiamo all'ultima pausa pubblicitaria, ricominciamo tra pochissimo. Sempre. Ore 13, torniamo in diretta insieme alla CGL, ultima parte, quindi approfittatene, 0422 1626 798, tra poco sentiamo altre telefonate, quindi torno alla domanda di prima, sul fronte tasse? Ancora? Sì, non mi hai mica risposto. Cos'è quello? Parla col ministro. Controllare la pensione aiuta, sì certo. Vedi, lui sta facendo pubblicità, sempre io. La promozione gratuita, capito. non si fa. Sulle tasse, No, gratuita no, perché dobbiamo fare il contratto per l'anno prossimo. Cosa vuoi sapere sulle tasse? Non ho capito la domanda. Cioè, si devono pagare? No, se si devono pagare lo sappiamo, ma proposte, Come lo idee... sappiamo? C'è un sacco di gente che non lo sa che si deve pagare le tasse. No, sì, vabbè, dai, no, è più che Quelli altro che sceglie vanno di non lo non... sanno, sai perché vanno in non è Italia? che vadano perché non lo sanno, vanno dai. perché non sanno che si deve pagare. Poi si lamentano perché le strade, le scuole, bla 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 bla, non sono a posto. Dimmi cosa vuoi sapere. Ha letto, sentito di proposte interessanti o no? Sulle tasse? Io non lo so. Adesso che la campagna elettorale bisogna approfittarne, perché poi... Perché ti rivolgi? Perché loro propongono e dopodiché bisogna farla mantenere, e questo è il concetto. Io no? sono un ex sindacalista, non intendo a fare niente a che fare con la campagna elettorale, cioè non è che vado a candidarmi, te continui a dirmi a miste robe. Mi stai provocando? Io so cosa votare. Il suo capo questo non ci interessa. Posso dirlo in TV cosa voto? No, questo non ci interessa. e i Però CAF non applicano le leggi dello Stato, quindi... C'è poco da fare. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, saluto a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno, prego. Buongiorno, senta, un chiarimento. Io sono un operaio, sono del 1968, ho iniziato a lavorare a 16 anni e ho lavorato fino a quest'anno, il mese di gennaio. Purtroppo ho avuto vari infortuni nell'arco della vita e sono stato licenziato quest'anno in gennaio per giusta causa, perché mi hanno dato una invalidità del 34%, ho grossi problemi di schiena. Sono stato licenziato. Percepisco attualmente una invalidità da parte dell'INAI di 425 euro al mese. Cosa ha detto? 34 Ho fatto domanda della NASPI, me l'hanno accettata, però la NASPI tra un anno finisce. Io però ho dei problemi seri di salute, insomma. Volevo chiedere, mi hanno detto di chiedere di fare la domanda di assegno di invalidità. Io percepisco solo il 425 dell'INAI. Mi hanno detto che posso fare una domanda di assegno di invalidità. Per fare questa domanda devo consegnare anche l'ISEE o non serve? Perché io l'ISEE non posso farlo, perché ho dei piccoli risparmi, dopo ho un fabbricato ereditato da mio padre, cioè non rientro nella classe, diciamo così, ha capito? Sì, è chiaro, su l'ISEE dice un po' troppo... No, non serve l'ISEE. Non serve, Non serve l'ISEE, però possiamo verificare se è possibile l'accesso alla pensione di inabilità al lavoro. Tra l'altro mi pare che la percentuale di inabilità è bassa, ma si può chiedere un aggravamento, quindi bisognerebbe aprire un'istruttoria. Non ho capito di dov'è il signore. Infatti la domanda che volevo fare anch'io, di dov'è? Friuli? Io sono di Udine. Avevo capito, ecco. Bisogna che vada a un patronato Inca di Udine, però No, patronato Inca, mettiamo in chiaro le cose, deve andare al patronato della CGL. è l'Inca. Patronato Inca, però per come me la racconta così abbiamo già fatto altri casi ed è possibile chiedere la pensione per inabilità, Sì. però con molta prudenza, nel senso che bisogna avere dei criteri ben precisi, però credo che non costa niente a fare una verifica. Vada Sì, l'Inca. Comunque CGL. volevo capire solo che l'ISEE non serve consegnato. No, non serve. No. Ecco, perfetto. Grazie, buona Salve. festa a tutti voi. Grazie a lei famiglia, anche auguri. E anche perché eventualmente se ha diritto a una pensione collegata e determinata dalla sua situazione di inabilità, che non c'entra niente con il reddito. Allora, ci manca pochissimo. Manca pochissimo cosa. No, dico, no, manca pochissimo perché... No, Natale. No, sì, anche quello, ma manca poco perché dobbiamo chiudere. Chiudete, avete appena aperto. Oggi non c'è speranza. Le nuove sfide quali sono? Mettiamola così, cacco, le nuove sfide.
Ma te che sempre qui, c'è il segretario generale, è lui che comanda oggi. Non vuole, si ritira. Oggi non riesco. Le nuove sfide ce ne sono veramente tante, nel senso che noi veniamo, parlo della provincia di Treviso, dall'osservatorio economico che ha dato segnali molto positivi sul fronte economico, questo ci fa essere fiduciosi, questo non vuol dire che tutto stia andando bene, ma sta volgendo al meglio, dobbiamo riuscire a fare in modo che quei segnali positivi che ci sono su tutti gli indicatori siano un elemento per riuscire a non lasciare nessuno indietro, perché il tema vero è la disuguaglianza, il tema vero è che comunque di fronte a chi ce la fa c'è sempre anche qualcuno che purtroppo non ce la fa, parlo di imprese e parlo chiaramente di lavoratori. Noi dobbiamo riuscire a tenere tutto assieme, però diciamo che siamo molto fiduciosi per il 2018, la sfida vera è la sfida delle competenze, perché il 2018 sarà un 2018 se capiamo che le competenze sono importanti, e l'augurio è che gli imprenditori capiscano che le competenze si pagano e che quindi in qualche modo si riapra una discussione seria sulla questione salariale, mettiamola così. Certo, su quello che comunque direi parleremo molto secondo me l'anno prossimo, quindi questo è importante. Poi giustamente durante la pubblicità ricordavamo che nei giorni scorsi nei nostri telegiornali abbiamo anche documentato quello che è stato poi, è chiaro, un grande afflusso di cittadini nelle richieste ai comuni. Telefonata, pronto? Sì, buongiorno, Nadia da Treviso. Nadia, buongiorno, prego. Buongiorno, volevo chiedere ai tre sindacalisti perché non riusciamo a batterci che diminuiscano le tasse. Ecco. Che quest'anno sulla 13ª di mio marito, perché io non percepisco perché lui prende tanto, 1.200 euro. 1.400 rotti euro di 13ª, il 27% si sono trattenuti l'IRPEF, 381 euro. Sì. Ma vi sembra giusto su una pensione che venga calcolato un IRPEF così grande, alto? E non è possibile. Siamo sempre noi, pensionati e lavoratori, che pagano le tasse. E non è giusto, perché la 13ª dovrebbe essere per intero. Non ci dovrebbe essere la trattenuta una tassazione doppia. ulteriore. Grazie Nadia. Grazie, arrivederci. Grazie, buona giornata. Voleva rispondere. No, la signora ha ragione. Ho visto quasi un guizzo. Voleva rispondere. No, aspetti, Barbiero. Sì, aspetta, mi riposo. Cioè, lui abbiamo finito. No, vedi che lui guarda. Ma scusa, Barbiero, sai com'è? Io mi riposo. Ha ragione che il carico, come si dice, fiscale sul reddito da lavoro e da pensione sia alto, ed è uno degli elementi. Sì, però sulla 13ª dice, no? È questo. Ma la stessa cosa vale per uno che lavora. Sì. Anche uno che lavora la paga sulla 13ª. Certo, quindi il punto vero è che c'è un carico fiscale complessivamente, tu puoi decidere poi di toglierlo sulla 13ª, puoi decidere di togliere un punto tutto il mese, quindi puoi decidere di toglierlo dove vuoi, c'è un carico fiscale eccessivo, c'è un dato di fatto, perché poi dopo noi raccogliamo sempre le istanze di quello che si paga, ma dobbiamo anche ricordare che un passo in avanti è stato fatto sui pensionati, perché dall'anno scorso, per esempio, i pensionati non pagano più le tasse a partire da 7.500 euro, ma le pagano a partire da 8.125, quindi 625 euro all'anno che prima erano tassati il 27%, il 23 o il 27% non sono più tassati e quindi corrisponde a una metà di una 13ª. Poi è chiaro che spalmato sul mese sono 5 euro e uno non li vede. Non so se mi spiego. Certo. La discussione non sta tra i lavoratori dipendenti e i pensionati, che pagano tutto, a meno che non facciano lavori neri o altro, ma è un'altra roba. Sui redditi del lavoro dipendente del pensionato pagano. Io faccio sempre la discussione con una mia amica commercialista che sostiene che sono tartassati gli artigiani. Io dico, per carità, magari conosco anche poco, la discussione è quella, però che le tasse in Italia per chi le paga siano troppe è evidente, i redditi di lavoro dipendente è basso, c'è gente che fa i turni, prende 1.400 euro, fa 5 turni a settimana, notte, mattina, e prende quello lavorando, poi c'è gente che prende anche meno, quindi c'è un problema, me lo diceva Giacomo prima, però sulle tasse ricordatevi,
Io non credo a quelli che promettono per prendere voti che sbassa chissà che. Il problema, bisogna decidere che devono pagare tutti, bisogna decidere che servizi avere. Questa è il punto. Quanti hanno promesso che pagano tutti? E c'è una grande battaglia da fare, enorme. Allora, non ho capito, Italo, se c'è un'altra telefonata, poi ok, allora, Giacomo, in chiusura? No, io sono d'accordo, nel senso che bisogna sempre vedere chi le paga le tasse, appunto. Nel nostro paese c'è questo dogma che non si possono mai alzare, ad esempio in qualche modo si può anche differenziare, farle pagare a meno tasse a chi ha meno reddito e alzare qualcosina a chi ha più reddito, ad esempio, sapendo che nel nostro paese la vera battaglia sul fisco è quello dell'evasione fiscale. Nel momento in cui tu vai a aggredire anche solo un 10% di tutta l'evasione che c'è, riusciamo a fare qualsiasi riforma anche sulle pensioni. E poi non c'è mica solo il reddito, ci sono delle rendite. Sto paese ha approfittato delle rendite. C'è un dato che nessuno può contestare. Se vai a guardare la massa di dichiarazioni di redditi per fascia, quelli che dichiarano più di 75.000 euro lordi sono il 3%. Tutti i resti sono sotto. Allora, se guardiamo il benessere che c'è, il tenore di vita, le macchine, le ville, tutto quello che ci va dietro, c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna, perché se fosse solo il 3% che ha un reddito superiore ai 75.000 euro, come si fa poi quando ci si muove vedere tutta questa ricchezza? Poi hanno votato l'unica patrimoniale che avevamo, l'hanno tolta. Che è l'ICI. Bravo. Io sai che ero a favore dell'ICI. Non si può dire adesso in campagna elettorale tutti alla fine. Esatto. Tu che si è svegliato adesso che dobbiamo chiudere la trasmissione. Allora, grazie davvero, noi scherzando però avete visto che diamo sempre le risposte vere alle domande, quindi ci si rivede giovedì prossimo. Come sempre a ore 13, grazie a Paolino Barbiero, Pierluigi Cacco, Giacomo Vendrame, a voi che ci avete seguito, ci rivediamo a partire dalle 18:30 con i telegiornali. Buona giornata.